Ingegnere Porcarelli, siamo qui in via Mario Rapisarda per denunciare un fatto che quotidianamente succede e siamo anche stati chiamati come redazione da un gruppo di residenti in questo palazzo di via Mario Rapisarda. Ecco, qual è l'esigenza che voi, cosa denunciate oggi con questa intervista? Ma noi vogliamo sensibilizzare chi di competenza, perché nel nostro palazzo purtroppo è ospitato, quindi non è residente, un soggetto che ha dei comportamenti, come dire, paranoici, schizofrenici. E tutte queste persone che siamo state qua, anche altre persone che purtroppo non sono potute essere presenti, abbiamo denunciato alle autorità di polizia di aver ricevuto minacce o altri comportamenti aggressivi da parte di questo soggetto, e quindi sono forse più di 12 le denunce che sono state presentate, però il fatto che non ci sia un coordinamento, perché un giorno le denunce sono state fatte alla questura, un giorno al comando carabinieri, quindi non c'è un coordinamento effettivo, ci vorrebbe un organo inquirente che coordinasse un po' tutte queste problematiche, perché chiaramente ci troviamo di fronte a un soggetto socialmente pericoloso. Quindi voi chiedete un maggiore coordinamento nelle indagini, che l'autorità, qualcuno faccia qualcosa? Di sensibilizzare questa nostra problematica che ci affligge e ci tiene le famiglie tutte preoccupate, perché abbiamo figli, abbiamo parenti, abbiamo persone anziane e quindi siamo molto preoccupati. Ecco, cosa farebbe questo individuo? Ha dei comportamenti strani, dalle minacce allo stalkeraggio o altre situazioni aggressive, e quindi la gente ha paura. Sono Angelica Michalizio, anch'io risiedo nello stesso stabile. E volevo aggiungere a quanto detto dal signor Porcarelli che oltre alle denunce io ho un ammonimento per stalking, perché è da più di un anno che subisco molestie e persecuzioni da questo individuo. Spero che questo vostro intervento serva a sbloccare un pochettino la situazione, perché ormai la vita è diventata veramente, cioè questa situazione è diventata pesantissima da sopportare. Io sono a piano terra e non posso neppure, sono priva di affacciare al balcone, perché questo mi insulta, butta candeggina o altri liquidi urticanti, e qui voglio dire, ho portato pure le mie denunce e l'ammonimento. L'individuo abita da solo o in compagnia? L'individuo è ospite di una signora anziana a cui è una sorta di badante. L'appartamento tra l'altro è di proprietà del nipote della signora. Quindi voi chiedete un maggiore coordinamento, che qualcuno venga dia seguito a queste denunce? Sì, che si sblocchi la situazione, perché dico, la mia prima denuncia risale a Pasqua dell'anno scorso, quindi già è passato un anno, benché ci sia stato l'intervento dei carabinieri, del questore, della polizia, ancora questa persona circola liberamente e non viene allontanato, continua a fare, a molestare. Voglio aggiungere che sono la mamma della signora, e che la signora che lo tiene in casa e il nipote, che è il proprietario, sono complici, sanno tutto e non hanno fatto niente, se lo tengono stretti senza fare niente. È dal primo giorno che sanno tutti. Abbiamo pure le testimonianze nel telefonino con l'amministratore che ha registrato tutto, in quanto ha chiamato questo nipote, ha fatto presente questo che disturba, che minaccia di morte, no? Che minaccia di morte. È questo. E si fa le armi, si costruisce le armi in casa. Ne ho una in macchina, l'ho conservata. Quando andremo in tribunale la farò presente, la farò vedere al giudice. Armi di che tipo, signora? Armi in casa, che si fa? Tipo le bombole, scende con bomboloni in mano e spruzza, oppure con due antenne, tipo che vuole cavare gli occhi, oppure l'ombrello e scende con l'ombrello e minaccia di morte, tipo un'arma praticamente, infatti la tiene così. Io abito al terzo piano e vedo tutto, sono diventata
un detective. No, io ovviamente non c'è niente da aggiungere perché hanno detto la verità, tutto ciò che tutti siamo stati o comunque la maggior parte minacciati, siamo impauriti perché ovviamente io ho bambini piccoli, devo stare attento se lui deve entrare, deve uscire, mi devo guardare le spalle, ecco.